Siamo alla presentazione Gran Premio Industria e Commercio dopo la gara del 10 aprile della gara dei Juniores, che comunque ha avviato l'inizio delle nostre attività organizzative per il 2016. Ci apprestiamo a questa importante manifestazione che è il massimo a livello organizzativo per quanto riguarda i nostri impegni. Quest'anno siamo oltremodo soddisfatti perché abbiamo un numero di squadre che hanno chiesto di partecipare, ma non possiamo accoglierle tutte perché abbiamo i limiti di partenti come è da regolamento UCI, però questo ci gratifica del nostro impegno e che comunque credo sia un riconoscimento del nostro lavoro e del lavoro che abbiamo sviluppato in questi anni. La gara, seppur storica, il 56esimo Gran Premio Industria e Commercio, è relativamente giovane per quanto riguarda l'internazionalità perché siamo arrivati al 9º anno, ma ormai si sta ritagliando uno spazio molto importante nel panorama ciclistico internazionale. Oltre alla gara, noi guardiamo anche oltre la gara perché vogliamo che sia anche una festa popolare per cercare di avvicinare sempre di più la gente al ciclismo, le famiglie. Allestiremo dei parchi giochi dedicati per loro e anche per avvicinare le famiglie e i ragazzi in modo tale che possano assistere a uno spettacolo ciclistico sicuramente di altissimo livello come già avvenuto nel passato, ma che possa essere anche un motivo di accostamento e di avvicinamento a questo meraviglioso sport. Questa è la nostra intenzione. Per quanto riguarda il resto della nostra attività è a 360 gradi. Penso di poter dire che siamo il gruppo più importante a livello nazionale perché abbiamo con le nostre due società oltre 70 ragazzi in bicicletta, dai giovanissimi fino ai juniores, e organizziamo 10 manifestazioni ciclistiche, compreso questa importante gara internazionale. Siamo giunti al 56esimo Gran Premio Industria e Commercio, nonché 9º Gran Premio Città di San Damiano. Gli iscritti sono più di 200. Auguro come Presidente a tutti gli addetti ai lavori che la giornata sia encomiabile e perfetta. Spero nel tempo altrettanto che sia un tempo bello. Ringrazio soprattutto gli sponsor, i simpatizzanti e chi da tempo e da anni ci dà una mano, ma soprattutto in merito all'8 di maggio spero che siano tutti contenti della nostra ospitalità. Venire a San Damiano per una squadra come noi sono quelle corse che all'inizio dell'anno, quando metti il calendario, sono quelle col bollino rosso. È un prestigio e un onore. Gli ultimi anni abbiamo sempre fatto bene, penso l'abbiamo vinta 6 o 7 volte su 10. Quest'anno sicuramente veniamo qui per fare bella figura.